Buonasera e benvenuti all'edizione pordenonese del telegiornale di Telefriuli. Allerta valanghe in tutta la regione per il caldo anomalo e a Piancavallo, dove si sono verificate 2 valanghe in 3 giorni, il comune ha interdetto parte delle piste con un'ordinanza. 2 valanghe nel giro di 3 giorni e ad alto rischio parte delle piste di Piancavallo che, a causa delle alte temperature di questi giorni, le quali non hanno permesso alla neve di ghiacciare la notte, sono sotto l'attento occhio del soccorso alpino e di Promoturismo FVG. La prima valanga si è verificata attorno alle 12 di domenica 21 febbraio, coinvolgendo la pista Salomon appena sotto Rifugio Arneri, sul versante sud del Monte Tremol. Ieri il secondo distacco di neve che ha interessato la medesima area. Questa mattina la zona è stata bonificata dai carabinieri sciatori della stazione di Aviano, dai volontari del soccorso alpino e dai tecnici di Promoturismo del polo sciistico. Per fortuna, le ricerche effettuate a viste con l'ausilio dell'ARTVA, capace di captare i segnali radio lanciati dai dispositivi che normalmente gli sciatori alpinisti portano con sé proprio per eventualità di questo genere, hanno escluso che la valanga abbia travolto persone. Già ieri la direzione piste di Promoturismo aveva sconsigliato la pratica dello sci alpinismo e delle ciaspole su tutte le piste del demanio sciabile percorribili al di sotto del versante sud del Monte Tremol, la pista Salomon, e dei monti Palatina e Colombera, ovvero la Nazionale Alta, provvedendo all'installazione di segnaletica di chiusure pericolo valanghe proprio sulla pista Salomon a quota 1400, 1600 e 1630. Dal canto suo, questo pomeriggio il Comune, visto che il pericolo valanghe è salito a livello 3, ha emesso un'ordinanza per l'interdizione di questa zona fino alla cessazione del pericolo. Passiamo al consueto report sul coronavirus. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.912 tamponi molecolari sono stati rilevati 317 nuovi contagi, con una percentuale di positività pari al 5,36%. Sono stati inoltre realizzati 3.700 test rapidi antigenici, dai quali sono stati rilevati 186 casi, con una percentuale di positività del 5,03%. I decessi registrati sono 10, uno dei quali si è verificato in Friuli Occidentale. I ricoveri nelle terapie intensive sono saliti a 58, mentre scendono a 345 quelli in altri reparti. Dati comunicati dal vicegovernatore con delega alla salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. È il momento di prendere in considerazione la possibilità di aprire cinema e teatri nella nostra regione. A dirlo è Pietro Tropeano, assessore alla cultura del comune di Pordenone e medico impegnato anche nell'area Covid dell'ospedale civile. La cultura vuole rimettersi in moto e mentre i musei sono parzialmente aperti, anche cinema e teatri attendono con ansia che si riaccendano le luci e si rialzino i sipari. Una necessità che avvalla anche Pietro Tropeano, assessore alla cultura del comune di Pordenone e allo stesso tempo medico dell'ospedale civile impegnato in prima linea contro il Covid. Io credo che in questo momento, soprattutto nella nostra regione, qui si potrebbe fare anche un calcolo proprio a livello locale, con le misure che già conosciamo. Cinema e teatri potrebbero iniziare, magari non a pieno regime, ma in via proprio iniziale, potrebbero iniziare a funzionare. Io credo che questo è possibile con i numeri che in questo momento abbiamo. Per Tropeano, riportare le persone a un po' di svago è anche un'ottima cura contro la depressione da isolamento. Lo dico da medico, dobbiamo assolutamente fare in modo, evitare che quella sensazione di malinconia che in questo momento stiamo vivendo tutti possa prenderci interamente. Allora dobbiamo dare anche un minimo spazio a quelle che sono delle cose belle. Intanto nei musei di Pordenone proseguono le mostre Fellini, il grande seduttore in Galleria Bertoia e Change di Francesco Comello a Palazzo Ricchieri. È una bellissima mostra che viene prorogata fino al 12 marzo e quindi è un consiglio quella di poterla vedere in questo momento, perché fare cultura in questo momento e fare cultura con la fotografia, attraverso la fotografia, è un qualcosa di estremamente interessante e piacevole. Il 15 marzo partirà la mostra a Palazzo Tadea Spilimbergo di Jan Arthus Bertrand e Home, e sarà una mostra particolarmente importante ed apprezzata e sarà la conclusione del 34esima edizione di FVG Fotografia con il premio internazionale. La casa di riposo di San Vito al Tagliamento torna ad accogliere nuovi ospiti dopo la grave situazione dovuta al coronavirus. Il sindaco Antonio Di Bisceglie chiede alla Regione i ristori per sistemare i conti della struttura.
Dopo la grave situazione generata dal coronavirus nei mesi scorsi, alla casa di riposo di San Vito al Tagliamento cominciano ad arrivare i primi nuovi ospiti. Si tratta di 4 persone che saranno accolte, come spiega il sindaco Antonio Di Bisceglie, in un'area loro dedicata. La casa di riposo questa settimana ha provveduto a 4 accoglimenti secondo le prescrizioni del Dipartimento, cioè in un'area loro dedicata e con un'equipe loro dedicata per quanto riguarda di questo accoglimento. Se la situazione della casa di riposo è migliorata sul fronte sanitario, non lo è dal punto di vista dei conti e per questo il primo cittadino si appella alla Regione per avere i ristori che dovranno risolvere i problemi causati dalla mancanza di nuovi accoglimenti dei mesi scorsi. Permetteteci di esprimere un forte rivendicazione nei confronti della Regione perché possa procedere a quelli che sono i cosiddetti ristori, perché la situazione economica della casa di riposo, delle case di riposo, ha bisogno di questi ristori proprio per quelle situazioni che si sono determinate, ovvero delle mancate, se così possiamo dire, accoglienze. La situazione richiede, lo avevamo detto, c'era stato dato ampia assicurazione di interventi, siamo certi che ciò avvenga, però vogliamo sottolinearne l'urgenza in modo che non abbia a disperdersi nel tempo. Di Bisceglie ha fatto anche il punto sulla situazione del coronavirus a San Vito al Tagliamento. Si constatano 42 persone coinvolte, di cui 16 positive, 5 maschi, 11 femmine e 26 in isolamento. Come si evince dal dato 42 è leggermente superiore agli ultimi dati. Questo è possibile interpretarlo come un piccolo segnale di attenzione. Restiamo a San Vito al Tagliamento, iter bloccato per il nuovo carcere da 300 posti. Il nodo da sciogliere riguarda le condizioni di subentro della ditta Pizzarotti di Parma che ha ottenuto l'appalto dell'opera da 30 milioni di euro. Tempi più che incerti per la realizzazione del nuovo carcere del Friuli Occidentale in fase di realizzazione a San Vito al Tagliamento. Dopo mesi di diatribe giudiziarie con ricorsi e controricorsi da parte delle imprese, non c'è ancora un orizzonte temporale per la sua costruzione. Un concetto chiaro, emerso anche dall'incontro odierno tra il sindaco Antonio Di Bisceglie, il prefetto Domenico Leone e i vertici della direzione generale dell'edilizia penitenziaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'intervento relativo al futuro carcere da 300 posti nell'ex sito militare di via Divisione Garibaldi attende quindi ancora indicazioni definitive. La sentenza della Corte di Cassazione un anno fa ha definitivamente chiarito che l'impresa Pizzarotti di Parma, la realtà subentrante, ha il contratto per la costruzione della struttura. Ma il nodo ancora da sciogliere riguarda le modalità di subentro di Pizzarotti, perché le condizioni economiche sono ben differenti. Pizzarotti aveva offerto in gara d'appalto un ribasso dell'1%, mentre Lati, costruttiva Ricesi, ne aveva presentato uno del 25%. Si parla di un delta economico, compreso di IVA e altro, di circa 8 milioni di euro sui 30 totali dell'opera. Su questo tema l'impresa Pizzarotti ha presentato lo scorso anno ricorso per ottemperanza al Consiglio di Stato. Nella sostanza chiede di stipulare il contratto in base alle condizioni previste dalla propria offerta tecnica ed economica, progettazione compresa. Ed è su questo punto che si attende quanto prima una svolta, mentre il Friuli Occidentale ha sempre più necessità di una struttura penitenziaria per rispondere alle carenze croniche di capienza e igienico-sanitarie del carcere di Piazza della Motta a Pordenone. Dati alla mano, l'antico castello registra un tasso di affollamento che sfiora il 190%, con disagi davvero pesanti innanzitutto per il personale penitenziario. Passiamo alla cronaca. Nei giorni scorsi la polizia locale di Pordenone Cordenons, durante i controlli finalizzati alla sicurezza stradale e alla tutela delle persone, ha deferito all'autorità giudiziaria 2 persone per guida in stato di ebbrezza, in quanto sottoposte all'alcol test è stato accertato un tasso alcolemico rispettivamente di 1,67 e 1 grammi di alcol per litro di sangue. E per l'alcol è finito nei guai un ragazzo patentato da soli 3 mesi, protagonista di un sinistro stradale in Viale Dante. Per il neopatentato, che deve avere sempre un valore pari a 0 durante la guida, la prova dell'alcol test ha dato un valore di 0,59, sufficiente a fargli perdere 20 punti sulla patente, che è stata subito ritirata. Restiamo in città. Mamme attente ai tacchi. L'originale cartello campeggia al parcheggio comunale di Via Vesalio a Pordenone, da poco inaugurato. Siamo andati a vedere perché e a sentire le reazioni che ha suscitato.
Mamme, attenzione ai tacchi. Il cartello è comparso al Parco Vesalio a Pordenone, inaugurato un paio di giorni fa per servire la scuola media Terzo Drusin e l'elementare Gozzi. Una scritta che nel contempo avvisa i bambini a prestare attenzione alle vetture, che non è passata inosservata. Io abito nel condominio qui di fronte e li ho trovati molto originali e molto simpatici. Il comune l'ha apposta perché, in attesa che nasca l'erba, la terra sui parcheggi a nido d'ape potrebbe creare qualche problema a chi indossa il tacco 12, ma anche meno. Questi cartelli sono simpatici, però attenzionano un po' quello che è il pericolo di questa pavimentazione. Io i tacchi li porto solitamente, oggi però non li indosso. Con questa pavimentazione non è bene camminare con i tacchi. Insegnanti, mamme e residenti la guardano pensierose, c'è chi storce il naso e chi la butta sul ridere. La maestra qua, la Gozzi, cartelli mi sono stupita anch'io, simpatici forse, e non forse così utile quella del tacco, quella dei bambini attenti alle macchine sicuramente sì. Per me niente tacchi, quindi non è un mio problema il tacco. Ma è la saggezza del nonno, che va a prendere il nipotino a scuola, a emettere la sentenza. Questi cartelli simpatici veramente, che danno delle indicazioni per le mamme che hanno i tacchi, anche se penso che non vengano molto con i tacchi a prendere i ragazzi a scuola. Insomma, per parcheggiare in via Vesalio, scarpe da ginnastica tutta la vita. Il nostro telegiornale termina qui, l'appuntamento è per domani sempre alle 20:45. Vi lascio in compagnia di Elettroshock, condotto da Alessandra Salvatori, che si occuperà dei giovani e del lavoro. Grazie di essere stati con noi, buona serata.